Amici di Generazione No Stop, benvenuti Omar Bolognesi e i progetti per l'estate. Di questa estate ne parleremo anche con un noto imprenditore della provincia di Agrigento, Geri Di Piazza. Ciao Geri, benvenuto. Ciao Omar. Allora, tu hai una grossissima azienda, hai 5 punti vendita, si chiama l'azienda Brico Market e in questo momento anche tu sei un pochino, appunto, come tutti naturalmente in questa situazione di quarantena e il punto di vista di un imprenditore che ha appunto tanti punti vendita, com'è la situazione appunto commerciale, ecco in questo caso? Allora, analizzando sicuramente, dico, oggi non è il momento di parlare principalmente della situazione commerciale perché diciamo noi abbiamo messo in prima fila il discorso della salute e quindi della tutela, voglio dire, della salute da parte di tutti, dei nostri collaboratori e dei clienti, quindi adottando naturalmente tutte quelle misure che è necessario adottare. Da un punto di vista imprenditoriale, essendo che oggi non c'è commercio, non c'è imprenditoria, tutto è fermo, è difficile, possiamo soltanto tenere duro e sperare, voglio dire, in un futuro prossimo migliore. Perché diciamo che la tua attività è riuscita a rimanere comunque sia aperta per il fatto che comunque ci sono articoli per quanto riguarda l'idraulica, che ne so, se ci sono emergenze magari per problemi di gas, problemi di idraulica, problemi di elettricità, quindi comunque sia riguardante la ferramenta, no? Sì, qua diciamo che inizia la tragedia burocratica dell'Italia, in quanto voglio dire ogni comune, essendo presenti voglio dire in diversi comuni, ha adottato delle ordinanze sindacali completamente diverse, quindi che ci ha permesso voglio dire di avere delle aperture temporanee, chi fino a con chiusura alle 2, chi come qua ad Agrigento con la chiusura voglio dire fino a un certo periodo alle 2. Ora dopo Pasqua il sindaco voglio dire ha reso libero l'orario, quindi chiudiamo regolarmente voglio dire, ma non è tanto quello oggi l'oggetto del contendere perché possiamo soltanto sperare voglio dire che tutti la superiamo nel miglior modo possibile, che poi alla fine è la classica parola che la salute prima di tutto, questo è forse il momento più azzeccato per dirlo, quindi da imprenditore diciamo stiamo programmando voglio dire con i nostri collaboratori nuovi progetti, ci stiamo voglio dire approntando in maniera forte e decisa, oltre che naturalmente al commercio tradizionale che oggi è fortemente penalizzato per la ridotta mobilità delle persone, anche sul commercio online che naturalmente per essere sempre presenti diciamo offrire i nostri servizi a tutta la nostra clientela. Quindi, oltre il momento appunto quarantena, diciamo, solitamente quali sono i servizi maggiori che offre l'azienda Brico Market? Quali sono appunto un po' gli articoli che si trattano e anche per capire un pochino qual è la clientela che si rivolge a voi? Allora, la nostra clientela è abbastanza vasta perché noi abbiamo un format abbastanza variegato che naturalmente prendendo tutto il settore dell'arredamento low cost e quindi di conseguenza tutto ciò voglio dire che riguarda l'arredo casa per quanto riguarda i negozi del brico arredo. Con il marchio Brico Market offriamo una serie di servizi inerenti voglio dire a tutta la sistemazione della casa, del giardino, di tutti gli eventi che avvengono durante l'anno, quindi dal progetto Natale al progetto, voglio dire, del garden, l'illuminazione, tutto ciò che concerne il nostro settore del bricolage, che oramai è un'attività che svolgiamo da 20 anni, quindi cerchiamo di farla nel miglior modo possibile. Quindi per ora le persone sono a casa, sappiamo benissimo che l'ultima cosa saranno magari i posti appunto dove c'è maggior assembramento, quindi locali pubblici, quindi oggi sono tutti proiettati a sistemarsi il proprio giardino, quindi il barbecue, bisogna mangiare, bisogna stare in compagnia Esatto. ristretta. Diciamo che noi già abbiamo voglio dire, dedicato tutte le risorse che abbiamo in campo appunto per vivere
una stagione un pochino diversa, che è la stagione più bella per la Sicilia, oltretutto, che doveva partire ora per Pasquetta e arrivare come tutti gli anni fino all'inizio dell'anno scolastico. Oggi, Sì. essendo, voglio dire, che manca la parte preponderante, diciamo, del tempo libero, che sono i locali, bar, ristoranti e via dicendo, diciamo, stiamo incentrando il nostro assortimento e tutta la nostra proposta proprio come vivere nel miglior modo possibile la casa, il semplice balcone di casa, quindi arredarlo nel miglior modo possibile. Per più fortunati il giardino di casa per quelli che ce l'hanno, e per quelli poi super fortunati anche poter rendere la loro villa e il loro, diciamo, il loro spazio libero e spazio verde più accogliente, visto che dovremmo rimanere a casa con i nostri amici, che è bene che ci vada. Quindi al massimo, dico, ci saranno i nostri amici, quindi di conseguenza dobbiamo essere preparati per questo. Infatti, quindi un ipotetico cliente, quindi che guarda il proprio balconcino, la propria cosa, la prima cosa che deve vedere è che ci devono essere delle belle poltroncine, magari il barbecue, oppure l'ombrellone, oppure dei vari vasi, delle varie, cioè un po' tutto quello che è l'accoglienza, ecco, che devono accogliere nel migliore dei modi i propri amici. Soprattutto, guarda, non è anche un discorso di accoglienza come senso dell'apparire, ma anche un senso di appagamento per stare bene, voglio dire, in un luogo, perché oggi noi in questi 2 mesi purtroppo abbiamo scoperto la nostra casa. La nostra casa che per molti di noi, tra cui io in primis, voglio dire, lavorando per la maggior parte quasi 7 giorni su 7, quindi era soltanto un dormitorio quasi, tranne che negli eventi eccezionali, che erano le feste proprio, come si suol dire, comandate. Oggi invece la nostra casa è diventata quella che dovrebbe essere, un luogo di protezione, un luogo dove convivere con la propria famiglia, ma la propria famiglia in senso molto stretto, non come intendiamo noi la famiglia, che poi la famiglia siamo 200 di solito quando intendiamo la famiglia, 200, quando siamo 200 oggi la famiglia, va bene, invece no, la famiglia nel mio caso siamo in 3 per ora, perché siamo io, mia moglie e mia figlia, non ce ne sono altri. Quindi cerchiamo, voglio dire, dalla nostra esperienza, voglio dire, in questi anni, di andare avanti, sicuramente essere un pochino propositivi. Diciamo che oggi i mariti sono stati in questi 2 mesi, almeno da quello che io ho visto, stando presso i negozi un pochino in tutti, andando a visitare naturalmente le nostre strutture, ho visto che tutti sono diventati dei grandi pittori. Chi l'ha dipinta una volta la casa, chi l'ha dipinta 2 volte, chi l'ha ridipinta per la terza volta. Per Oggi passarsi il tempo. abbiamo le case più bianche, voglio dire, Sì. nella media forse del secolo, quindi di conseguenza, vedi, non tutti i mali vengono per nuocere alla fine. Infatti, tutti si sono riscoperti grandi pittori, sistemano le... Bricolare, tutti, guarda, tutti. Diciamo che noi, per quanto riguarda tutti i comparti, voglio dire che eravamo autorizzati naturalmente a vendere e che siamo attualmente autorizzati a vendere giustamente fino al 3 maggio, fino a 9 disposizioni. Si sono riscoperti tutti grandi pittori, grandi idraulici, grandi elettricisti, grandi falegnami, grandi costruttori, ognuno, voglio dire, ora dall'avvento, dopo con il rifacimento, diciamo, dopo Pasqua, anche delle nuove, diciamo, misure un pochino di allentamento dei provetti giardinieri, quindi di conseguenza, vedi, di necessità si fa virtù di solito, come è giusto che sia. Infatti, avranno tutte le case perfette ora. Ora è il momento di arredare e sistemare il giardino. Diciamo, ci saranno tutte le mogli contente per ora, più che altro. I mariti un po' meno, magari, però. Un po' meno, perché che come tutti non ci sembrerà loro di uscire. Sì, poi praticamente il tuo lavoro è fatto anche di vari periodi, no? Poi passando tutto il periodo estivo si comincia a parlare del periodo natalizio e quindi Esatto. succede anche lì il putiferio di compere natalizie, no? Diciamo che oggi abbiamo terminato il Natale, quindi abbiamo smontato tutto ciò che era, diciamo, l'arredo Natale, quindi con tanta euforia, visto che poi alla fine siamo parecchi e dedichiamo tanto spazio appunto alla stagionalità, che per noi sono due fondamentali, il Natale e l'estivo.
Diciamo che ci siamo ritrovati con voglio dire, una bella esposizione fatta nei nostri reparti giardini, che eravamo stati molto propositivi per una bellissima stagione estiva, ma mi rendo conto che Pasqua già è passata. L'estate sta per iniziare, forse ricominceremo di nuovo da Natale, in poche parole, da dove ci eravamo lasciati prima che iniziasse tutta questa tragedia. Si poteva evitare di smontare il Natale, così te lo... Di Natale, continuavamo a stare, facevamo finta che era ancora Natale, stavamo al calduccio delle nostre cappe per come siamo stati, e cambiava poco sostanzialmente. Naturalmente ci scherziamo un po' sopra tutta questa situazione, perché alla fine, tra parentesi, è anche un po' l'unica cosa da fare, perché purtroppo dico è andata così e vabbè. Dobbiamo ricordare una cosa importante, appunto, che dai lavoro a tantissime persone e tra l'altro i punti vendita sono a Castelvetrano, sono quindi ad Agrigento, a Villaggio Mosè, Caltanissetta, Mussomeli, dimentico qualcosa. Poi tra l'altro Villaggio Mosè ha 2 punti vendita, che è Brico Market e Brico Arredo, quindi insomma è una bella realtà, una bella realtà. Ci sono differenze così, sì, allora magari potresti raccontare tantissimi aneddoti, magari possibilmente non è il momento di raccontarle, però di persone strane che entrano, che escono, perché appunto magari giustamente vedendo tantissime persone succedono le cose più strane, dico, del mondo. Però, dico... Diciamo che cose ne succedevano parecchie, perché ora diciamo l'atteggiamento delle persone è totalmente cambiato, fortunatamente, cosa che noi naturalmente come siciliani un pochino molto calorosi soffriamo particolarmente, anche che ti dirò che la gente è abbastanza si è abituata in maniera, voglio dire, ferrea alle regole che sono state date. E dico, la cosa più simpatica è che quando magari vedi qualcuno, quindi che entra in negozio, e se vede una persona subito in automatico vedi che si crea un bivio tra i due, quindi che in maniera proprio come se fossero 2 calamite si allontanano in maniera, voglio dire, proprio in automatico. Quindi da questo punto di vista è la cosa più quella che fa quasi, voglio dire, tra parentesi, capire la gravità del momento. Nello stesso momento magari gli aneddoti sono, visto che camminiamo per ora tutti bendati e bardati, magari oltretutto, visto che i parrucchieri sono chiusi, i barbieri sono chiusi, tutto diciamo quello che ci rende un pochino umano, siamo chiusi, ogni tanto qualcuno ti saluta, però tu non sai neanche chi è, perché magari ti sembra Babbo Natale più che altro, perché la barba lunga. Diciamo che come fai da te riesco, voglio dire, ancora a sistemarmi in relativa autonomia, diciamo, con l'aiuto, voglio dire, della moglie, quindi di conseguenza ad altri è venuta molto più difficoltosa questa vicenda, tra parentesi. Infatti. Bene, mi dicevi prima appunto che stai lavorando appunto anche con internet, quindi con tutti i contatti in questo periodo naturalmente, e poi solitamente c'è più contatto quindi con le persone, perché arrivano, chiedono, domandano cosa funziona, come funziona, magari che cos'è un dato oggetto. Magari la cosa più strana che solitamente può capitare è che cominciano a gesticolare per spiegare una data cosa, perché magari non si conosce il nome e quindi magari iniziano un po' a gesticolare per farsi capire e poi sta insomma tutto lo staff a cercare di interpretare, ecco, quello che dicono a gesti, insomma. Esatto. Bene, diciamo che... dimmi. No, dico, di necessità ne abbiamo fatto virtù, quindi a parte, voglio dire, la responsabilità che abbiamo dico, nei confronti di tutti i nostri collaboratori, che naturalmente sono parecchi. Stiamo cercando di creare un altro piccolo spiraglio di lavoro, che alla fine è il web, e oggi che ci consente magari di assorbire determinate unità che non sono più necessarie, ahimè, in questo momento parliamo nelle attività commerciali, perché purtroppo la nostra attività è programmazione. Senza programmazione è difficile gestire l'attività che noi svolgiamo, come tutte d'altronde. Oggi non si può fare programmazione perché non c'è certezza, quindi cerchiamo all'interno delle nostre risorse valide che abbiamo di crearcene noi stessi le certezze, visto che altri non ce le danno.
Ok, e allora con la speranza appunto che naturalmente certezza che tutto andrà bene e si riprenderà al più presto tutto, ognuno la propria vita e ripartiremo alla grande più carichi che mai, noi con questa certezza che ripartiremo ti salutiamo e ci ha fatto tanto piacere averti qua in diretta e niente, un in bocca al lupo per tutto e Grazie, ripartiremo più forti di prima, dai. quello sicuramente. Ti saluto, ciao, buon lavoro, ciao, 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 grazie, ciao. Piatta, Ciao. ciao.